Quando si fa squadra si è vincenti. Questa è una lezione dello sport, ministro dello sport, dallo sport paralimpico arriva a questa lezione. Una lezione, un messaggio importante perché è grazie alla tenacia e alla capacità della Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ma di Luca Pancalli del Comitato Italiano Paraolimpico che siamo riusciti ad ottenere questo importantissimo risultato e quindi si è fatto squadra, l'Italia finalmente con le sue bellezze, con la sua bellissima pista, con i luoghi che ospiteranno questo mondiale sarà protagonista in questi giorni per tutti gli atleti che ospiteremo e quindi una bellissima notizia e un bellissimo segnale. Solo sport può aiutare ad abbattere determinati muri. Un risultato importante, le 39 medaglie sono un punto di partenza, lo abbiamo detto tantissime volte, è il punto di partenza del nostro Ministero. Con Pancalli ci siamo visti già prima di Rio su questo e ci rincontreremo a breve, come detto in quella serata citata prima da Luca. La vera medaglia dovrà essere riuscire a far capire a tutte quelle altre persone che, vedendo gli esempi dei nostri atleti, possono vedere tramite lo sport paraolimpico quella possibilità. Riuscire a portare un ragazzo in più disabile a fare sport è una medaglia. Quello è il compito, l'obiettivo del governo che insieme al CIP lavorerà in questi prossimi mesi per portare a casa questo risultato. Allora, Mondiale di Sci, primo grande appuntamento del 2017, peraltro il primo grande appuntamento per un CIP ente autonomo, ente pubblico. È un primo grande appuntamento di una stagione che ci lancia verso quello che sarà l'appuntamento più importante per gli sport paralimpici invernali il prossimo anno, ovvero le Paralimpiadi di Pyeongchang, ma che ovviamente si colloca in un momento particolarmente felice della nostra vita, della famiglia paralimpica italiana, non solo con il riconoscimento ente pubblico, ma anche dopo gli straordinari successi di Rio de Janeiro. Tarvisio, primo appuntamento di un mondiale in Friuli, le istituzioni sono vicino al movimento paralimpico, lo dimostra anche la partnership con la regione Friuli Venezia Giulia e ovviamente la presenza del ministro Lotti a questa conferenza stampa. Ma noi siamo particolarmente grati a tutte le istituzioni ogni qualvolta condividono, come dire, una sfida che il mondo paralimpico decide di cogliere. E quella dei mondiali di Tarvisio rappresentano una sfida ma anche una testimonianza in termini di riconoscimento rispetto al nostro mondo, al lavoro che la FISIP con il presidente Tiziana Nasi sta facendo, al lavoro di chi poi fa parte del comitato organizzatore. Io quindi sono particolarmente grato al governo per come ci sta sostenendo, a quello precedente, a quello attuale, in questi primi passi da ente pubblico, perché ha condiviso la mission sostanzialmente del mondo paralimpico, ma anche e soprattutto alla regione Friuli, senza la quale obiettivamente probabilmente non sarebbe stato così facile ospitare un evento così importante. Londra e Rio hanno dimostrato come lo sport paralimpico sia cresciuto anche in termini di seguito di pubblico, non soltanto legato al mondo paralimpico. E in termini sociali cosa ha portato, cosa è significato? Ma io vorrei ricordare a tutti quanti quella che è l'anima e la mission del mondo paralimpico e di quella che io continuo a definire la grande famiglia del paralimpismo italiano ma anche internazionale. Noi abbiamo l'ambizione di voler contagiare virtuosamente, positivamente il mondo e cambiare la percezione della disabilità attraverso degli straordinari atleti che sono atleti con la maiuscola, sono degli straordinari campioni che non hanno nulla in più o in meno rispetto ai loro colleghi olimpici, ma tutto il mondo è consapevole, tutto il mondo ovviamente paralimpico, che le loro gesta, i loro risultati, ogni nostra azione quotidiana attraverso i grandi eventi serve a smuovere le coscienze dei paesi, del nostro paese e magari a portare tanti ragazzi in più disabili fuori di casa, innamorandosi di questo straordinario strumento di inclusione, di politiche attive sul territorio che è rappresentato dallo sport.